benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. La sciagura al largo di Lampedusa, arrivate all'alba 10 bare a Porto Empedocle, compresa quella di una bimba somala per la tumulazione in città. Numerosi i comuni siciliani che offrono la sepoltura nei loro cimiteri alle 23 vittime accertate del naufragio di mercoledì. Dopo i temporali di ieri, instabilità anche oggi, allerta gialla in gran parte della regione. A Catania, dove il cielo è nuvoloso, entra nel vivo la festa di Sant'Agata d'Agosto. Da stamattina è esposto il velo in cattedrale, domani la processione delle reliquie. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Antenna Sicilia, Telecolor e in streaming su siciliaweb.it. A Messina migliaia di devoti alla processione della Vara, una festa di popolo che ha riunito la città. A Catania Monsignor Raspanti ricorda come la parrocchia di Santa Maria della Salute sia diventato centro di aggregazione dei giovani di Picanello. A Piazza Armerina, dopo il caso degli abusi da parte di un ex sacerdote, celebrazione tra fede e silenzi per la festa di Maria Santissima delle Vittorie. Nel momento di preghiera, l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna. A Ragusa, truffatori al telefono hanno fatto trasferire oltre 60.000 euro a una pensionata su un conto corrente fasullo, ma i carabinieri hanno rapidamente recuperato il denaro e ora sono sulle tracce dei malavitosi. Suggestivo spettacolo nel Tempio Dorico di Segesta ieri sera, prima nazionale di Celia di Maurizio Curcio, un omaggio al poeta siciliano Antonio Veneziano. Calcio, il Palermo stasera in campo a Cremona per la Coppa Italia. L'obiettivo sarà passare il turno nonostante ci sia di fronte una squadra di A. Sarà anche un test in vista dell'esordio in campionato. Coppa Italia anche per le squadre di C, il Catania a Crotone con fiducia. Toscano, la squadra ha lavorato bene. In campo anche il Siracusa, oggi a Foggia, e il Trapani, domani a Picerno. Ritrovati a Porto Empedocle, 10 bare, compresa quella di una bambina somala, sono arrivate all'alba al porto. Sono tra le 23 vittime accertate del naufragio di mercoledì al largo di Lampedusa. Diversi i comuni siciliani che propongono di seppellirle nei loro cimiteri. Ancora ricerca in mare dei numerosi altri dispersi. Davide Sardo. Una piccola bara bianca accanto a quella del padre. 10 corpi approdati all'alba al porto di Porto Empedocle, vittime dell'ennesimo naufragio di mercoledì scorso al largo di Lampedusa. La bimba somala Vaikas Maxmoud Siom avrebbe compiuto un anno l'8 settembre. Accanto a lei il papà. Saranno sepolti a Canicattì non appena la mamma sarà trasferita a Lampedusa e potrà assistere alla tumulazione. Un dolore silenzioso che parla di vite spezzate e di famiglie distrutte. In tutto sono 23 cadaveri recuperati, ma vi sarebbero ancora dispersi in mare. Sulla banchina la celebrazione di un rito cattolico e islamico alla presenza del prefetto Salvatore Caccamo e dei sindaci del comune agrigentini. Le altre salme saranno tumulate in altri cimiteri della provincia, 3 adulti a Palma di Montechiaro, 2 a Grotte, un adulto a Castrofilippo e un altro a Ioppolo Giancaxio. Un gesto di solidarietà che ha visto i sindaci mettersi a disposizione per offrire loculi e accoglienza ai defunti. Come si fa a rimanere indifferenti? Dovremmo avere dei cuori di pietra, invece il Signore ci ha detto di avere dei cuori di carne che soffrono con loro e con il resto dell'umanità per questa tragedia che non finisce mai. Il nostro mare Mediterraneo, che è stato crocevia di culture e anche di religioni, si è trasformato in un grande cimitero liquido. Domani arriveranno le altre salme rimaste a Lampedusa, mentre 220 migranti sbarcati con lo stesso traghetto sono già stati trasferiti nei centri di accoglienza. La piccola bara bianca, fragile e discreta, resta simbolo universale di ogni vita spezzata. Un monito a non dimenticare e un invito a costruire un Mediterraneo di accoglienza, dignità e speranza. Ancora da Lampedusa, voglio che la mia bimba e mio marito possano essere seppelliti nello stesso posto in cui sarò tumulata io.
È la richiesta di una giovane somala che nel naufragio di mercoledì ha perso la figlioletta di 11 mesi e il consorte. Fra i 259 migranti che intanto sono arrivati nell'hub di Catania e nei centri per minori non accompagnati della regione ci sono tante donne in gravidanza, una ventina di sopravvissuti hanno subito presumibilmente prima della partenza gravi forme di violenza e mutilazioni. Diversi profughi hanno paralisi al volto o sono sofferenti di epilessia. Una donna è morta durante il volo Palermo-New York, partito dall'aeroporto Falcone Borsellino. Si è sentita male per un attacco cardiaco in volo. Il comandante ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Gander, nell'isola di Terranova. L'aereo è poi ripartito per New York. Torniamo in Sicilia dopo i temporali di ieri, meteo incerto per le prossime ore. Ad annunciarlo la Protezione Civile regionale che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede piogge sparse a prevalente carattere temporalesco con allerta gialla su gran parte della regione. Tonino De Manna. È un weekend di Ferragosto all'insegna dell'instabilità, un po' come è successo ieri con alcuni acquazzoni che si sono abbattuti a cavallo tra le province di Siracusa e Ragusa nel Catanese e con possibili altre precipitazioni, anche di forte intensità, previste nelle prossime ore. Le prime avvisaglie ci sono state in mattinata nel Messinese alle Olie, colpite da un intenso nubifragio. Ad annunciarlo è il bollettino della Protezione Civile regionale che ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede piogge sparse a prevalente carattere temporalesco con allerta gialla su gran parte della Sicilia, lo vedete. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Un'instabilità diffusa che comunque non sta avendo ripercussioni sulle temperature che restano sopra i 30 gradi, a volte rese ancora più calde a causa dell'elevato tasso di umidità, specie nel litorale ionico. E il maltempo, come detto, ha già fatto sentire i suoi effetti nel pomeriggio di ieri. Queste le immagini provenienti da Adrano, nel Catanese, dove un improvviso temporale ha trasformato le strade in fiumi in piena. Emblematico il contenitore dei rifiuti trascinato dalla furia dell'acqua. Il maltempo ha interessato anche Biancavilla e Scordia, l'Ennese ed alcuni paesi del Palermitano e le previsioni a macchie di leopardo prevedono piogge sparse anche su Catania con la festa di Sant'Agata d'estate che potrebbe far registrare qualche scroscio d'acqua. Appunto a Catania, dove per il momento il cielo è soltanto nuvoloso, la festa di Sant'Agata d'Agosto entra nel vivo. Da stamattina è esposto il velo in cattedrale, domani la processione delle reliquie. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta TV su Antenna Sicilia, Telecolor e in streaming su siciliaweb.it, servizio di Luca Ciliberti. La festa di agosto in onore di Sant'Agata entra nel vivo. Dalle 7:30 di stamattina e per l'intera giornata di oggi il velo della patrona di Catania resterà esposto in cattedrale. In serata la processione per le vie del centro. Domani a partire dalle 8 saranno esposti il busto di Sant'Agata e le reliquie. In serata la processione. Quella di quest'anno sarà una festa particolare perché annuncerà l'inizio del Giubileo agatino che comincerà domani, continuerà con le celebrazioni di febbraio e si concluderà nel 900° anniversario del rientro delle reliquie di Sant'Agata a Catania il 17 agosto dell'anno prossimo. Ci prepareremo a questo evento ricordando quanto è importante per noi custodire le reliquie di Sant'Agata, che non significa soltanto tenerle bene nel sacello e custodirle da mani improprie, ma significa soprattutto sentire la responsabilità di una testimonianza che la provvidenza di Dio ha messo nelle nostre mani e che noi dobbiamo imparare a sapere ben utilizzare nell'oggi. La festa del 2025 cade in un momento di particolari tensioni internazionali e idealmente attualizza anche il misticismo del velo. Certamente è un'occasione quest'anno per pregare in modo specialissimo e particolarissimo per invocare il dono della pace, per cui chiederemo a Sant'Agata che ci aiuti a liberarci da quella prepotenza del male che è guerra. I momenti più belli della festa estiva di Sant'Agata saranno trasmessi in diretta sulle nostre TV e in streaming sul nostro sito siciliaweb.it. Oggi su Telecolor a partire dalle 18:45 la processione del velo, domani sempre su Telecolor alle 7:45 l'apertura del sacello e alle 10:30 la Santa Messa e il Pontificale. Alle 19:45 infine su Antenna Sicilia l'uscita e la processione del busto di Sant'Agata.
A Messina ieri il giorno della Vara, migliaia di persone in strada per manifestare fede e devozione per Maria Assunta. È una festa di popolo che unisce la città. Francesco Triolo. Una storia di fede da oltre 500 anni, migliaia di messinesi e non solo in strada, una devozione che valica i confini dello stretto. La Vara di Messina è stata come ogni anno una festa di popolo che unisce tutta la città. La partenza da piazza Castronovo, migliaia di persone a tirare il cippo della Vara a mano con le corde che quest'anno erano lunghe 125 metri. La fatica tra due ali di folla, la Vara allestita con i nuovi abiti per gli angeli sistemati attorno alla Madonna, diverse le fermate, la più significativa quella di fronte alla prefettura per l'omaggio floreale della prefetta, quindi quella sul viale Boccetta proprio di fronte alla Madonnina del Porto, a cui ci si è rivolti con una preghiera. Una Vara piena di significato, quella di quest'anno, le corde tese al cielo e il cuore che batteva per Sara Campanella. Padre Antonello Angemi, il cappellano della Vara, l'ha ricordata facendo correre un brivido, dicendo no ad ogni violenza. Via Garibaldi è la strada in cui hanno perso la vita anche Lorena Mangano e Gabriele Cavò, appena qualche settimana fa. Il momento della girata su via 1 settembre è quello più emozionante. Qualche problema quest'anno c'è stato per via delle corde che si sono intrecciate per un attimo, ma poi è stato il solito spettacolo di cuori, di forza, di fede. L'ingresso a Piazza Duomo dopo le 21:30 e la benedizione dell'arcivescovo Giovanni Accolla. La Vara, ha detto, è l'espressione di una fede semplice, di gente semplice, dove non c'è alcuna divisione di classe sociale, ma una sola, quella di Maria, e poi un messaggio di pace per il mondo e nelle famiglie, per gli anziani e per chi è solo. A Catania compie 80 anni la parrocchia di Santa Maria della Salute. Oggi è un centro importante di aggregazione dei giovani del quartiere di Picanello. Lo ha ricordato il vescovo di Asciriale, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Raspanti, che ha presieduto la celebrazione della Messa Solenne. Ascoltiamo Raspanti. Istituire giuridicamente una parrocchia significa far sì che in un territorio delimitato la comunità cristiana che vi si riunisce da una parte è in grado, dall'altra deve provvedere alla evangelizzazione piena di tutte le persone che vivono in quel territorio. Questo significa che si costituisce all'interno del quartiere un punto di riferimento solitamente educativo, quindi un corpo vivo con tanti organismi che si autogestisce, ovviamente in comunione col vescovo e con gli altri sacerdoti vicini, le altre parrocchie vicine, che si autogestisce, programma, progetta e diventa fonte di vita. Soprattutto il cuore di tutto è incontrare Gesù Cristo. A Piazza Armerina, dopo il caso degli abusi da parte di un ex sacerdote, celebrazione tra fede e silenzi per la festa di Maria Santissima delle Vittorie e nel momento di preghiera l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna. Gerry Italia. Un Ferragosto senza polemiche o proclami, ma caratterizzato dal silenzio. Piazza Armerina si è stretta così intorno alla sua patrona, Maria Santissima delle Vittorie, in una celebrazione solenne che ha in parte riempito la cattedrale, nonostante la giornata festiva. Dal pulpito il lungo discorso del vescovo Rosario Gisana, che ringrazia Monsignor Luigi Renna per la sua presenza solidale, ha introdotto la riflessione molto attesa per diversi motivi dell'arcivescovo di Catania. Vivo questa celebrazione pregando per tutto il popolo dell'arcidiocesi di Piazza Armerina. Un messaggio sobrio che non ha fatto alcun riferimento diretto alle vicende giudiziarie che da anni ormai travolgono la diocesi. Un silenzio che pesa perché il caso degli abusi e dei presunti insabbiamenti rimane ancora una ferita aperta. Lo stesso vescovo Gisana è atteso a ottobre a processo per falsa testimonianza, mentre la comunità si interroga sulla capacità della Chiesa di dare risposte chiare e definitive. Nei giorni scorsi una lettera aperta di Antonio Messina, vittima dell'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, aveva riportato la questione al centro dell'attenzione, chiedendo con forza a
Monsignor Renna una presa di posizione netta, un segnale che però non è arrivato. Nella celebrazione di ieri nessuna contestazione, nessun cartello, nessun gesto di dissenso, diversamente da quanto accaduto in passato nelle occasioni che vedevano protagonisti i sacerdoti coinvolti nel caso Rugolo. La comunità ha scelto il silenzio, un silenzio che sembra voler preservare la dimensione spirituale della festa, ma che allo stesso tempo appare come un segno d'attesa, la consapevolezza che dal pulpito ancora una volta non sarebbe arrivata alcuna presa di distanza. La celebrazione si è così conclusa in un clima di serenità tra preghiere e canti, con lo sguardo rivolto all'altare più che alle vicende giudiziarie. Una serenità che nasconde però la fragilità di una comunità ecclesiale che continua a convivere con domande inevase e con una ferita ancora aperta. Le altre notizie di oggi: il Corpo Forestale della Regione ha girato con un drone le immagini che state per vedere, eccole qua, e che mostrano la nuova frattura che si è aperta giovedì sull'Etna a quota 3000, nella zona già interessata dall'attività eruttiva di febbraio. La colata lavica, che è già scesa a quota 2770 metri, è ben visibile lungo il pendio. Al momento non sono segnalate criticità per boschi, centri abitati o infrastrutture e non si è nemmeno verificata caduta di cenere. L'aeroporto di Catania continua a operare regolarmente. Tanti turisti incuriositi in cammino in queste ore sulle zone sommitali del vulcano. Si raccomanda di procedere in sicurezza, sempre accompagnati da guide esperte. Un'iniziativa sindacale nonostante le ferie di agosto. Rispetto per le persone, attenzione ai carichi di lavoro. A Belpasso in piazza i lavoratori della Ergon SPA. Richieste e rivendicazioni nel servizio di Tonino De Manna. Chiediamo di rimettere al centro il valore umano al dispetto di protagonismi aziendali che non servono a nessuno. Philcams CGIL Catania scende in piazza al fianco dei lavoratori della Ergon SPA. Sit-in di protesta a Belpasso per dire basta ad una gestione che ormai da anni, secondo i sindacati, si manifesterebbe sorda ai bisogni e ai diritti dei lavoratori. Va in atto un nuovo capitolo di una protesta che dura da oltre 2 anni, una protesta nella quale i lavoratori stanchi di una gestione veramente scriteriata, che non mette al centro la dignità di queste persone, chiedono a gran voce. Chiediamo il rispetto delle persone, l'attenzione ai carichi di lavoro. Ergon è una delle società siciliane leader nel settore della distribuzione organizzata, con oltre 2.500 lavoratori e conta oltre 350 punti vendita. Philcams CGIL chiede all'azienda di invertire la rotta, richiamandola ad una maggiore responsabilità sociale. A Ragusa, abili truffatori telefonici hanno fatto trasferire oltre 60.000 euro a una pensionata su un conto corrente fasullo. Grazie ai carabinieri la somma però è stata subito recuperata e presto la donna potrà recuperarla. Veronica Barbarino. Il bonifico da 4.900 euro è stato disposto. Se non sei tu, chiama subito il numero. Attimi di angoscia per una pensionata di Ragusa, caduta nella trappola dei truffatori del telefono. Tutto è iniziato con un messaggio sul cellulare. Lo spavento, la chiamata immediata e dall'altra parte una voce rassicurante che si fingeva operatore di banca. La donna, confusa e terrorizzata all'idea di perdere i risparmi di una vita, è stata convinta a recarsi in filiale e disporre un bonifico di 63.000 euro. Neppure i tentativi dei dipendenti della banca, insospettiti dall'operazione, sono riusciti a fermarla. I falsi operatori, sempre al telefono, la incalzavano sostenendo che i bancari fossero parte di un'organizzazione criminale. Solo dopo, rientrata a casa e colta dal dubbio, la pensionata ha contattato i carabinieri scoprendo di essere stata ingannata. È a questo punto che la macchina investigativa si è messa in moto. I militari di Ragusa, in collaborazione con l'Arma di Napoli e gli uffici antifrode, hanno bloccato e sequestrato i soldi su un conto postale partenopeo, cui ora si indaga per acclarare chi si celi dietro. Grazie alla tempestività dell'intervento, la donna potrà riavere quasi per intero la somma sottratta. Sempre validi rimangono i consigli ai cittadini al fine di prevenire questi odiosi reati. Non comunicare a nessuno i propri dati sensibili, i numeri di conto corrente, le coordinate, i codici PIN e i codici dispositivi, che mai verranno richiesti telefonicamente dai dipendenti degli istituti di credito o dagli appartenenti delle forze di polizia. Informare e proteggere è quindi importante per prevenire. Palermo è giallo sul ferimento di un uomo di 64 anni colpito al volto e a un braccio.
Inizialmente si era pensato a colpi di arma da fuoco, ma l'attacco ha escluso questa modalità. Eppure prima di perdere i sensi è stato lo stesso paziente a riferire di essere stato raggiunto dal piombo di un'arma. Dunque potrebbe essersi trattato di un colpo di avvertimento esploso dopo il pestaggio, oppure l'aggressore ha mancato la vittima. A Siracusa un giovane di 19 anni è morto in un incidente stradale sulla provinciale tra Priolo e Melilli. Era a bordo di una motocicletta, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Violento l'impatto sul selciato, purtroppo inutili i soccorsi. Cambiamo argomento, spettacolo suggestivo, ancora una volta, nel Tempio Dorico di Segesta. Ieri sera, prima nazionale di Celia di Maurizio Curcio, un omaggio al poeta siciliano Antonio Veneziano. Laura Spanò. La magia del Teatro Dorico di Segesta ancora una volta ha conquistato il pubblico presente alla prima nazionale di Celia nell'ambito del Segesta Teatro Festival. La sua bellezza senza tempo ha reso ancora più suggestivo l'atteso concerto firmato da Maurizio Curcio, Valentina Migliore e Roberta Scacciaferro, che hanno portato in scena e in musica le ottave del poeta siciliano cinquecentesco Antonio Veneziano. L'atmosfera magica del sito archeologico ha reso ancora più suggestivo l'incontro fra poesia antica e linguaggi musicali contemporanei. Le sonorità, ora ricche e stratificate, ora essenziali e minimali, hanno dato nuova vita a un patrimonio poetico che, pur nato 5 secoli fa, ha rivelato un'attualità sorprendente. Le voci di Valentina Migliore e Roberta Scacciaferro, intense e induttili, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio che ha saputo intrecciare tradizione popolare e scrittura colta. Sta perdendo molto l'eleganza della nostra lingua. Ecco, quella cosa che ci tengo a dire è che proprio questa lingua è elegante e che dobbiamo mantenerla. Intensa la partecipazione di Anton Giulio Pandolfo nei panni di Miguel de Cervantes, che fu tra l'altro compagno di prigionia di Veneziano. È il momento del nostro break, tra poco per il calcio, stasera il Palermo contro la Cremonese in Coppa Italia e domani l'esordio del Catania. State con noi, vi aspetto. Esordio stagionale stasera per il Palermo che alle 21:15 giocherà in Coppa Italia fuori casa contro la Cremonese. Inzaghi dice: sono molto felice ma non abbiamo ancora fatto nulla. Marco Gulà. Vacanze finite, da oggi si fa sul serio. Il Palermo questa sera allo Zini contro la Cremonese proverà a passare il turno in Coppa Italia, seppur di fronte ci sia un avversario che fra una settimana esordirà in Serie A. Sfida difficile ma non impossibile, soprattutto per una squadra costruita per vincere. Alle 21:15 il primo ballo del nuovo Palermo. Dal primo giorno che insomma il Palermo mi ha chiamato e ho scelto Palermo, per me è sempre stata un'emozione grandissima. So che c'è tante aspettative nei miei confronti, anche insomma ringrazio la gente perché anche l'altra sera è stato qualcosa di meraviglioso, perché mi sembra di aver sempre allenato il Palermo e di aver regalato tantissime gioie a questi tifosi. E invece non ho ancora fatto nulla. Ma dal nulla Inzaghi vuole creare un gruppo unito e vincente, e allora la sfida di stasera contro i grigiorossi sarà anche un test in vista dell'esordio in campionato della prossima settimana contro la Reggiana al Barbera. Alcune assenze in casa rosanero, out Gomis di Francesco Magnani e Gomez, in porta esordio per Bardi, ma il Palermo è alla ricerca di un altro portiere. In avanti l'Eduaron potrebbe essere preferito a Brunori, poi Palumbo a supporto di Poyampalo. A difendere la porta della Cremonese l'ex Audero, in avanti Vasquez e De Luca. Primo impegno ufficiale in Coppa Italia anche del Catania, che domani affronta il Crotone all'Ezio Sida. Gare esterne anche per le altre siciliane di Serie C. Stasera Siracusa a Foggia e domani Trapani a Picerno. Sergio Colosi.
C'è grande entusiasmo attorno al Catania che domani esordirà a Crotone nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Davanti ad oltre 500 tifosi, i rossazzurri misureranno la loro forza anche nell'ottica dell'imminente inizio del campionato e delle prossime operazioni di calciomercato, con in testa l'arrivo del giovane attaccante Simone Leonardi. Formazione simile a quella dell'amichevole di domenica scorsa al Massimino. In caso di parità al 90° direttamente calci di rigore per stabilire chi passa il turno. Fiducioso il tecnico Mimmo Toscano. La squadra è cresciuta settimana dopo settimana, ha lavorato bene sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Oggi perfetti è difficile essere, mi preoccuperei se fossimo perfetti, però dobbiamo essere presenti e perfetti dal punto di vista mentale. Sempre per la Coppa Italia anche per il Trapani, ospite domenica del Picerno. Per questa gara Ronica dovrà fare a meno di Ciuferri, fermo per infortunio. Sul mercato il Trapani ha fin qui respinto l'offerta di Carriero richiesto dall'Arezzo. Foggia-Siracusa, in programma stasera alle 21 allo Zaccheria, stabilirà l'avversaria della vincente tra Crotone e Catania. Vigilia agitata in casa Siracusa senza il tecnico Turati, ufficialmente assente per problemi di salute, e con appena 17 calciatori convocati, di cui 6 giovani della primavera. Futuro incerto e fideiussione non ancora arrivata per realizzare un mercato per costruire un Siracusa competitivo per la salvezza. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, appuntamento per altre notizie alle 20, buon pomeriggio.